Una giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari ad Alessandria della Rocca. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Onlus a Cuore Aperto in collaborazione con la sezione locale dell'Avis, presieduta dal medico Vincenzo Mangione. Sono una quarantina gli screening cardiologici gratuiti per i più bisognosi effettuati dai medici volontari. Giovanni Ruvolo come cardiochirurgo, Fabio Triolo, cardiologo, hanno collaborato l'infermiere Gaetano Ciralo e la psicologa Margherita La Rocca Ruvolo. Assume sempre più importanza la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Noi come associazione, ha detto il professore Giovanni Ruvolo, presidente dell'associazione A Cuore Aperto, continuiamo a fare delle visite cardiologiche gratuite per chi ha bisogno, in modo tale da portare un poco di sanità nei territori dove questa spesso non viene garantita in tempi rapidi. Sempre di più la prevenzione nel campo cardiovascolare sta acquisendo importanza. Nonostante gli impegni personali, noi come associazione abbiamo deciso di continuare imperterriti nel cercare di fare delle visite cardiologiche con esami ecocardiografici ovviamente gratuiti per le persone che hanno difficoltà ad eseguire questi esami, in modo tale da portare un poco di sanità nei territori dove questa sanità magari ha difficoltà ad arrivare in tempi rapidi. Le persone, vedo, sono contente sia perché non possono economicamente, o sia perché non hanno i mezzi di trasporto, di vederci nei vari paesi, nei vari ambulatori, e perché si sentono un poco seguiti, non si sentono abbandonati. E qui oggi siamo ad Alessandria della Rocca e devo ringraziare il dottore Mangione, l'Avis e anche i medici di Alessandria della Rocca che hanno partecipato a questa iniziativa selezionando i pazienti in modo tale da favorire, appunto, come dicevo prima, le persone che realmente hanno bisogno di questa assistenza sia dal punto di vista medico che economico-sociale. Oggi più che mai fare prevenzione diventa fondamentale perché tende sempre ad aumentare purtroppo l'incidenza delle malattie cardiovascolari, tende ad aumentare perché c'è un aumento dell'età media della vita delle persone, fortunatamente, quindi tendono ad aumentare quelle che sono le malattie cardiovascolari. Però i dati statistici ci dicono anche altro, ci dicono che tende ad aumentare anche l'incidenza delle patologie cardiovascolari nei giovani. E questo è quello che ci preoccupa particolarmente, la salute dei cittadini, quindi sia dei più giovani che dei più grandi, dei più anziani. Quindi quello che noi andiamo a fare con questo progetto è quello di cercare di andare a individuare in quei soggetti, in quelle categorie che purtroppo per tanti motivi, spesso anche per motivi di natura economica, non riescono a fare dei controlli adeguati di prevenzione, che quindi purtroppo sono un po' lasciati a se stessi. Proprio il nostro obiettivo è quello di andare a individuare questi soggetti ed è quello di andare a fare prevenzione in questi casi. Quindi questo è una prima parte del nostro screening, quindi della popolazione a rischio, quindi con fattori di rischio che non riescono ad effettuare dei controlli cardiovascolari, quelli di andare a individuare, prevenire le malattie cardiovascolari. Sempre un'altra parte del nostro progetto è quella di invece andare ad valutare quei soggetti che già sono cardiopatici e che purtroppo non riescono a fare un adeguato follow-up, adeguati controlli cardiologici. Quindi questa è un'altra parte del nostro screening che è rivolta invece a quei soggetti che hanno già avuto un evento cardiovascolare e che hanno bisogno di essere monitorati. Ecco, nell'ambito di questo progetto abbiamo individuato tanti soggetti che purtroppo necessitavano di cure avanzate e continuiamo a trovarle anche in queste giornate, anche oggi già in questa prima fase stiamo iniziando a individuare dei soggetti che purtroppo erano mal controllati con la terapia, che era una terapia che non era più controllata. Ecco, questo è quello che a noi sta più a cuore, che cerchiamo con l'associazione A Cuore Aperto insieme al professore Ruvolo e all'onorevole Margherita La Rocca, è quello che andiamo a fare in questi progetti di prevenzione cardiovascolare. L'importanza del volontariato fa sì che andiamo a collaborare con dei professionisti sanitari, quale in questo caso il cardiochirurgo professore Giovanni Ruvolo, presidente dell'associazione A Cuore Aperto, direttore della cardiochirurgia di Tor Vergata a Roma. Spesso un cittadino affetto da malattie cardiovascolari che non sa nemmeno di avere, insomma,
questo binomio volontariato e screening fa sì che va a ridurre quello che è l'indice di mortalità. Insomma.